Buon salve a tutti amici di mattoscacco.com. Oggi abbiamo cambiato l'opening, non so se avete sentito. Ci andiamo a gustare questa partita Blitz giocata nel 2018 fra Nakamura con il bianco e il grandissimo Dubov col nero. Andiamo a vedere come è andata questa partita. Via D4, cavallo F6, C4. La famosa C5 di Dubov, ormai è esperto della Benoni, e su D5 talvolta arriva B5, gambetto benco, un gambetto molto fastidioso che mina subito essenzialmente a minare il centro del bianco, poiché il centro a questo pedone D5 è avanzato molto forte, sostenuto tra l'altro per ora solo dal pedone in C4. L'idea è: ok, io ti lascio anche catturare questo pedone, quindi ti faccio un gambetto, ma ti lascio questo pedone lì avanzato da solo e presto riuscirò a recuperarlo o andare in vantaggio di sviluppo, perché spesso e volentieri a seguito della cattura c'è questa. Tra l'altro, da notare come in questa posizione Nakamura ragiona, pensa e guarda a sinistra. Allora vi invito a farci caso la prossima volta. Se ci fate caso, spesso e volentieri durante queste partite i giocatori a un certo punto iniziano a guardare nel vuoto a sinistra. Perché questo? Perché il nostro cervello è diviso in due emisferi e l'emisfero della logica e del ragionamento matematico, del pensiero, è nell'emisfero sinistro. Ecco perché c'è la tendenza a guardare, a pensare a sinistra. Piccola curiosità. Comunque andiamo avanti. C per B5, A6, B per A6. Ok, il bianco è in vantaggio sicuramente di materiale. Adesso E6. E6, cavallo C3, fa tutto parte dell'apertura. E per D5, e dopo averci pensato un attimino, C per D5. A questo punto il nero Dubov, prima di ricatturare questo pedone che tanto prima o poi è andato, decide di giocare alfiere 7 con l'idea di mettere il re intanto al sicuro e poi si vedrà il tutto. Ora non è facile per il bianco giocare perché il nero ha tantissime possibilità. Può catturare in futuro questo pedone col cavallo, può catturarlo subito con l'alfiere inibendo E3, poiché si andrebbe a cambiare l'alfiere del re, quindi costringendo il bianco a catturare con re, quindi a perdere l'arrocco, oppure semplicemente catturare con il cavallo, mettere l'alfiere in B7, la donna tra l'altro ha già una bella diagonale dove uscire. Insomma, le possibilità del nero in questa situazione sono tante. E3 è la scelta più tranquilla, la teoria dice E4, E3 è senza dubbio la più tranquilla, a rocco corto. E adesso anche qui bisogna trovare un modo per svilupparsi con abbastanza energia, perché è chiaro che il vantaggio di possibilità del nero è ben superiore rispetto al bianco. Nakamura decide di optare per cavallo in E2 con l'idea di portare il cavallo in C3 e andare a connetterlo col cavallo in D5, quindi ulteriormente per proteggerlo e trovare quindi una buona collocazione per questo cavallo. Segue cavallo per D5, obbligata praticamente donna per D5, e ora donna al centro per Nakamura con attacco su torre, che è costretta a spostarsi con cattura del pedone. A questo punto il cavallo va in C3, scoprendo anche l'alfiere che attacca la torre, e adesso questa torre si deve spostare. Quale casa migliore se non torre di 6, dove minaccia la donna, ma questa torre che ora controlla la sesta traversa può andare tranquillamente in F6, in G6, in H6, andando ad attaccare contro l'arrocco. È una posizione piuttosto strana, cioè abbiamo ancora dei pezzi leggeri a casa da sviluppare e invece c'è già la torre che inizia al centro scacchiera a creare rogne. È particolare. La donna si ritira in F3 e ora veramente è il momento di sviluppare il prima possibile i pezzi rimanenti. Cavallo C6, alfiere in E2 con l'idea di arroccare, alfiere B7, arrocco corto, e adesso c'è un bellissimo e tipico piano giocato da Dubov in questa situazione. Tenete conto che la partita era veloce, però Dubov qui gioca, si vede che l'avrà giocate non so quante volte queste posizioni, infatti abbiamo circa un 4 minuti per Dubov e un minuto per Nakamura.
qui gioca questo strano ma appunto ripeto comune piano di donna in A8. L'idea è di creare una batteria per ora invisibile di donne alfiere che guarda caso ora attaccano su F3 perché c'è donna in F3, ma l'idea poi è di attaccare su G2, quindi costringendo tipo al bianco a giocare F3, mosse di indebolimento, cose varie. È una mossa che crea parecchie rogne, unita a torre in G6, beh, mi sembra che sia interessante come mossa. Come se ne esce da qui? Bella domanda. Nakamura trova un'ottima mossa che restituisce un pedone che è E4. Questo pedone chiude momentaneamente questa diagonale, anche se permette l'infiltrata del cavallo in D4 in questo fantastico avamposto, che minaccia tra l'altro donna e alfiere. La donna si sposta, va in H5 e ora Dubov decide di riprendersi il pedoncino. Ok, tac e tac, ci ritroviamo in questa posizione. Abbiamo praticamente 5 pedoni a testa, c'è stato solo un po' di casino in apertura ma siamo pari, anche se l'attività dei pezzi del nero è superiore. Ora tra l'altro Nakamura decide di mettere questo alfiere in D1 e facciamo qualche considerazione. Nakamura ha le torri difficilmente che si potranno muovere, questa torre non potrà venire in B1 perché c'è la donna, questa torre non potrà venire in E1 perché c'è la donna, i due alfieri sono a casa e intralciano le torri, una donna qui che sarà presto attaccata dalla torre in E6 eccetera eccetera, i pedoni, e questa torre che presto si potrà attivare per esempio andando in B8, facendo ancora più pressione sul punto B2, quindi rendendo più difficile l'uscita di questo alfiere. Insomma, il vantaggio qui del nero è concreto. È il turno appunto del nero che gioca torre in G6. Iniziamo a portare minacce concrete verso il re avversario e ora ovviamente l'unica difesa è donna H3. Sarebbe profondamente sbagliato un alfiere F3. Perché? Perché semplicemente il nero ha cattura d'alfiere, donna per F3 e ora ovviamente si fa leva sull'inchiodatura. Il pedone in G non potrà catturare poiché c'è proprio l'inchiodatura e quindi è con guadagno di materiale importante. Donna H3 abbiamo detto che è la difesa che viene giocata e adesso tra le tante possibilità qui c'era una carinissima alfiere D6 che inizia a posizionare l'alfiere in una diagonale più interessante, a permettere anche alla torre di supportare la donna sulla colonna E, mentre qui Dubov fa una mossa che un po' fa perdere il suo vantaggio. Gioca cavallo in E2 scacco. È ovvio che Nakamura non vede l'ora di cambiare pezzi in questa situazione, anche perché questo cavallo del nero è fortissimo. Andarlo a cambiare per questo alfiere che non stava facendo nulla e intralciava le torri e faceva tutto, mi è sembrata una mossa un po' strana. Ovviamente qual era la sua idea? È che dopo il cambio, e in effetti va proprio così in partita, questa donna è molto forte perché controlla la fuoriuscita di questa torre, controlla la seconda, la famosa settima traversa, no? Controlla il punto in B2, sicuramente forte, però quel cavallo era molto più forte di quell'alfiere. Adesso Nakamura prende un po' di respiro e dice ok, finalmente so cosa fare. Se fin qui magari ha giocato in modo difensivo, ora ha un piano di gioco. Ok, cerchiamo di portare quel pedone a promozione. Un'altra alternativa ora per il nero è giocare D5, anche perché questo pedone in D tra l'altro è in presa. Quindi D5 sarebbe stata una buona alternativa. Dubov gioca alfiere F6 che è una mossa comunque buona, che aumenta la pressione su quel pedone e probabilmente mette anche l'alfiere più al sicuro. Alfiere in E3, C4, donna in F5 e adesso alfiere per B2, minacciando la torre che si sposta. Questa torre poteva andare tranquillamente in E1 ma avrebbe bloccato ancora di più l'altra torre, perciò questa torre va in D1. C3, interessante tra l'altro da notare che questo pedone arriva su questa casa di promozione di colore scura che potrebbe essere supportata dall'alfiere.
Fortuna vuole, ma non penso che sia fortuna a questi livelli, che il bianco abbia comunque anche lui l'alfiere scuro per tenere la promozione di quel pedone. Però adesso c'è torre per D7, una mossa coraggiosa, quella di togliere una torre dalla prima traversa, visto che sta succedendo qualcosa qui nella prima traversa, ma essendo gran maestri sanno sicuramente vedere come va. E qui Dubov gioca donna in C4. Donna in C4 per minacciare e supportare l'eventuale avanzata di questo pedone. Che cosa sarebbe accaduto su spinta subito di C2? Semplicemente torre C7, mettendosi alle spalle del pedone. Qui che cosa si vuole fare qui? C'è veramente poco da fare, anche perché c'è un attacco doppio. L'unica era andare a promozione, alfiere in E5 con un po' di attività. Scusa, ho sbagliato a disegnare questa freccetta, vabbè, ormai la diagonale è andata, ma su torre C8 qui il bianco insomma si è ripreso da tutti i problemi, anzi c'è un pedone passato, quindi non avrebbe portato a nulla questa continuazione. La mossa corretta è stata questa giocata da Dubov, donna C4, donna B5 chiedendo il cambio delle torri. E adesso sacrificio di torre su G2, e su questa mossa i giocatori si danno la mano, ed è in questi momenti che tu dici: che cosa è successo? Qualcuno si è arreso? Hanno pareggiato? Che cosa è successo? Semplicemente hanno pareggiato perché avevano pochi secondi entrambi sull'orologio, e questa mossa può portare ad una patta per ripetizione di mosse. Per esempio, se Nakamura avesse accettato, e sicuramente avrebbe accettato, donna G4, re H1, donna F3, re G1, donna G4, re H1, donna F3, eccetera eccetera. Altre possibilità, sì, forse qui insomma chiedere subito la patta per il nero, avendo questo pedone così avanzato, forse poteva ambire di più, ma siamo sempre lì, ragazzi, stiamo giocando contro Nakamura, uno dei migliori giocatori al mondo, abbiamo pochi secondi sull'orologio, non vogliamo fare cavolate, ok, andiamo a cercare la soluzione che ci porta alla patta. Una possibilità come, non so, donna C6, cambio, torre B7, minacciando questo alfiere e quindi impedendo l'avanzata del pedone, perché adesso l'alfiere adesso è tenuto dal pedone, no? Una volta che il nero cercherà di spingere il pedone, cadrà l'alfiere. Qui poteva esserci ora torre A8, alfiere C1 chiedendo il cambio degli alfieri, e ci ritroveremo in questa situazione. Ora il nero non può catturare ovviamente subito questo pedone, poiché seguirebbe il matto, quindi dovrebbe giocare H6 per crearsi una via di fuga. E ora per esempio torre B3 per cercare di attaccare e liberarsi di questo pedone, C2, e anche qui il bianco dovrebbe crearsi una via di fuga tipo H3, anche se al momento non è la mossa più importante, perché su questa ci sarebbe questa, e qualsiasi mossa porterebbe il nero ovviamente ad una vittoria schiacciante. Quindi H3 subito magari non è corretta, possiamo giocare torre B2, anche questa però non porterebbe a nulla, poiché dopo torre D8 giochiamo sempre su questa situazione. Ora il bianco non può catturare, altrimenti si prende il matto, quindi vedi che il bianco aveva vari modi per sbagliare. Qui la soluzione migliore era semplicemente torre in E3, con l'idea di portare l'altra torre sulla prima traversa e controllare la prima traversa. Al che torre per A4, re per F1, il re esce fuori per cercare di dare una mano alle proprie torri, e qui insomma non c'è troppo. Torre in A5, re in A2, torre in H5 minacciando un po' di pedoni, H3, insomma la partita sarebbe tutta da giocare. Prima o poi sicuramente il bianco sarebbe riuscito a papparsi questo pedone, però lasciando un po' sguarnita l'ala di re. Chissà come sarebbe andata. Qui il vantaggio ovviamente era del nero, però siamo sempre lì, ragazzi, l'emotività di avere pochi secondi sulla scacchiera fa sempre brutti scherzi. Bene, spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Io come al solito vi auguro una splendida giornata e ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni.
e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!